Non è vero che la bambina moldava che abbiamo fatto arrivare noi, che ha 3 anni, non farà le cure. Non è vero, sono state posticipate giustamente dai medici per evitare che esca e per evitare che si trovi in situazioni con altre persone, perché frequentando i reparti ovviamente si possono incontrare altre persone. Dovete stare a casa, dovete ascoltare quello che vi dicono, dovete non essere egoisti, ma pensare a chi non sta bene. I ragazzi, i nostri ragazzi di Teen Zone hanno anche fatto un video di loro spontanea volontà che ha pubblicato anche il presidente Zaia. Vi chiedono di stare a casa perché loro rischiano tanto, non possono ammalarsi, non possono contrarre il virus, non siamo tutti sani, ci sono persone che hanno altre patologie e comunque mi sembra che anche le persone sane si possono ammalare di questo virus, possono stare male. Quindi perché sto parlando? Perché sto condividendo? Perché i ragazzi hanno fatto il video? Per dirvi che bisogna stare a casa, bisogna avere rispetto di noi stessi e delle altre persone, soprattutto delle persone che hanno altre patologie. Ve lo chiedo, vi prego, state a casa, fate questo piccolo sforzo per salvare tante vite, fatelo, dovete farlo per senso civico, per amore vostro e per amore di chi non sta bene. Grazie.